Bellissimo, bellissimo. L'unità fa la forza. Oggi Uniti per la Pace scende in piazza in 14 comuni per chiedere il cessate il fuoco. Siamo con Suor Francesca e Palma Sergio, le portavoci della rete Uniti per la Pace. Cosa rappresenta questa iniziativa? Questa iniziativa parte da Padova e si estende a tutta la cintura urbana, tutti uniti per dire cessiamo il fuoco, vogliamo la pace. L'escalation cui stiamo assistendo è proprio il frutto della scelta di utilizzare le armi per risolvere i conflitti. Le armi acutizzano soltanto i conflitti e tutti abbiamo la possibilità nei nostri comuni di dire stop alla guerra. Cessate il fuoco perché la popolazione si sta impoverendo, in tutto il mondo. E se guardiamo il nostro paese abbiamo un aumento della povertà assoluta del 25% e 4,5 milioni di italiani non si stanno più curando, hanno rinunciato alle cure. Noi diciamo cessate il fuoco perché diciamo anche che non vogliamo terrorismi, non vogliamo soprusi, vogliamo che siano affermati i diritti umani delle persone. E io vi do alcuni numeri che me li sono scritti perché non li ricordo a memoria e che danno lo spaccato di quello che stiamo facendo noi oggi. Ora guardate che vengono o verrebbero utilizzati 1.866 milioni di euro per l'integrazione del programma degli aerei militari, gli aerei di guerra. Con questi soldi 36 milioni di bambini africani sotto i 3 anni avrebbero la possibilità di essere vaccinati contro l'epatite A e la malaria. 2.000 milioni verrebbero utilizzati per il programma fregate Frim Evo. Basterebbero per assumere 15 infermieri in più di 5 anni. 1.420 milioni per acquistare carri armati potrebbero essere utilizzati per fornire 9.700 assistenti domiciliari in più per 5 anni per gli anziani non autosufficienti. 1.225 milioni utilizzati per la fanteria pesante potrebbero essere utilizzati per 770 piccole opere contro le alluvioni e quindi disastri ambientali. 397 milioni che vengono utilizzati per il cacciatorpediniere, quindi armi, guerra, potrebbero essere invece messe in sicurezza 800 scuole che sono invece fuori norma. Ecco, se vi pare poco.